Casale sul Sile si è fermata nel pomeriggio per l'addio alla quarantenne morta durante l'escursione in Alto Adige. Il messaggio dall'altare: grazie per il bene che hai seminato fra noi, mancherai a tutti. Nel giorno del suo 52esimo compleanno, l'autista di un mezzo Contarina salva una giovane a bordo della vettura che aveva preso fuoco dopo un tamponamento. È successo a Montebelluna. Sindacati preoccupati visto il nuovo anno scolastico, ben vengano le linee guida, dice la CGIL, ma rischia di essere tardi. Il sindaco Mario Conte intanto annuncia la prossima settimana ricognizione tra elementari ed asili. Intanto l'ordinanza regionale sui trasporti ha dato fiducia al settore che sta ripartendo con gli spostamenti verso il litorale sull'obbligo di mascherina, linea chiara di MOM. Ho voluto mantenere il filo diretto con i cittadini durante l'emergenza. Il governatore Zaia traccia un bilancio di oltre 4 mesi di appuntamenti informativi quotidiani. Ribadisce: abbiamo evitato una strage. La Drivandera all'oratorio di Santa Bona Treviso, danni per 2.500 euro e tutto per rubare pochi spiccioli, amarezza e rabbia tra le associazioni. Conclusa il Ponte di Piave, la 2 giorni dedicata agli studenti per la fine della scuola, e gli alunni di terza media hanno lanciato il tocco come i laureati. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque che si apre tornando a Casale sul Sile, un paese che oggi pomeriggio si è fermato per l'addio alla giovane mamma morta durante la tragica escursione in Alto Adige. Un silenzio rotto solo dal suono delle campane, l'addio ad Elisa nella parrocchia di Casale sul Sile, un addio colmo di dolore per una morte tragica ed improvvisa. La salma è arrivata alle 14:30, dentro la chiesa solo familiari e amici stretti, all'esterno distanziati come prevede la normativa anti-Covid, i cittadini e quanti amavano questa mamma sportiva, dolce ed attiva. Amava la vita, ha detto il parroco, mancherà a tutti. Abbiamo parlato insieme, condiviso tante passioni, riconosciuta abilissima nelle sue più diverse attività, capace quindi di dedicarsi in pieno come madre e moglie, ancor prima come figlia e sorella, capace di forti e significative rinunce personali per amore. Capace di rinunce per amore, il suo sorriso rimarrà indelebile nel cuore di chi l'ha conosciuta. Impossibile accettare questa tragedia, passare dalla gioia di una vacanza al dramma di perdere la vita, ha spiegato il parroco. Accanto al marito Fabio e i figli Tommaso e Leonardo, fuori ad attenderli, composti i compagni di squadra. Sopra la bara i fiori tanto amati da Elisa, le peonie e la maglia del basket, sport che la quarantenne aveva praticato per anni. All'uscita l'applauso dei cittadini e l'abbraccio dell'allenatore ai 2 piccolini. Nessun corteo funebre, solo i familiari hanno potuto accompagnare per l'ultimo viaggio Elisa, l'ultimo saluto. Fabio, insieme ai figli, racconterà le giornate, la vita di Leonardo e Tommaso in un diario, racconterà ad Elisa quella quotidianità strappata troppo presto. La bara si è allontanata fra le lacrime di chi ha conosciuto Elisa e la sua voglia di vivere. Una tragedia si è sfiorata stamattina a Montebelluna. Un'auto ha preso fuoco dopo un tamponamento. Una giovane di 20 anni all'interno della vettura. Provvidenziale l'intervento di un autista di Contarina, trasformatosi suo malgrado in eroe in un giorno davvero particolare. Aveva iniziato il turno come ogni giorno, soltanto che questo era un giorno particolare, il suo 52esimo compleanno, e il destino come regalo l'ha trasformato suo malgrado in eroe. Uno spavento che si sarebbe certamente risparmiato, ma anche un sangue freddo che si è rivelato cruciale per salvare una ragazza. Lui è Francesco, un autista di Contarina di Montebelluna, che stamane, poco dopo le 5, mentre guidava il mezzo di raccolta rifiuti proprio nel suo paese, in Corso Mazzini, è stato tamponato con violenza da una Panda condotta da una 20enne di Farra di Soligo. Attimi di panico diventati terrore nel momento in cui la vettura ha cominciato a prendere fuoco, ma in pochi istanti il neo 52enne ha capito che c'era una sola possibilità. È sceso dal mezzo e ha aiutato la giovane a uscire dall'abitacolo prima che diventasse una tomba di fuoco. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno spento il rogo, mentre la giovane è stata portata in ospedale. Una visita in pronto soccorso anche per l'autista colto da un leggero malore per lo spavento, in una giornata decisamente impossibile da dimenticare.
Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco. Adesso apriamo una pagina sulla scuola, la scuola che come sapete adesso ha una data di inizio il 14 settembre. Ieri abbiamo parlato delle linee guida, l'accordo Stato-enti locali, il dibattito resta però e anche una vera e propria corsa contro il tempo per essere pronti per quel 14 settembre. I sindacati, tanto per cominciare, sono preoccupati. Approvate le linee guida in conferenza Stato-Regioni, adesso è necessario lavorare perché studenti e docenti possano iniziare regolarmente le lezioni il 14 settembre, ma i sindacati avvertono il tempo a disposizione è poco. La parte applicativa, tutto il resto, forse siamo un po' tardi. Bisognava forse pensare per tempo che c'erano da organizzare determinate fasi di lavoro e organizzative importanti. Per settembre. Ci ritroviamo adesso a fine giugno dove praticamente tutto il grande lavoro dovrà essere fatto cosa? In 2 mesi? Il primo grande problema, spiega Moretti, è legato agli spazi e poi c'è tutto il capitolo relativo al personale docente. In Veneto mancano decine di migliaia di insegnanti, 1 migliaio nella sola provincia di Treviso. Andiamo in classe, non abbiamo tutto il personale docente che deve garantire queste classi, gruppi ridotti. Se l'organico che è stato stanziato quest'anno per la provincia di Treviso, come immagino tutte le altre, è lo stesso degli anni precedenti, il problema si pone. Stesso discorso per il personale ATA. È previsto che lo studente deve andare in classe, ogni lezione, ogni pausa, che siano le palestre, che siano i laboratori, devono essere ripuliti. In questo caso occorre che ci sia anche lì personale che fa sia l'accoglienza diversificata, accesso, spazi ben definiti, uscite. Il Premier Conte e il Ministro Azzolina hanno assicurato 50.000 assunzioni tra personale docente e ATA. Attualmente le forme di reclutamento, i dati precisi, dove sono? Tutto ruota dunque intorno alle modalità di reclutamento del personale. Abbiamo un concorso straordinario per coloro, sai, docenti che avevano anni di servizio alle spalle, che è stato bloccato. È naturale che ci troviamo ancora col dubbio. Ma quando verranno fatte le prove? Siccome siamo ormai ai primi di luglio, abbiamo i 2 mesi estivi davanti, è possibile concludere una procedura per il 1° di settembre? Io la vedo impossibile. Quindi le forme di reclutamento che rimangono saranno quelle ovviamente dalle graduatorie. Ed è il tempo che stringe anche per il comune e la provincia. Distanza tra studenti calcolata da bocca a bocca di 1 metro, 2 dalla cattedra dell'insegnante, possibile obbligo della mascherina da vagliare entro 15 giorni dall'inizio della scuola e prima campanella il 14 settembre. Le linee guida del governo per il rientro in classe approvate dalle regioni sono accolte con sostanziale favore dal sindaco di Treviso Mario Conte, che come tutti i primi cittadini e i presidenti di provincia è stato investito anche del ruolo di commissario all'edilizia scolastica per l'emergenza Covid. Perché siamo diventati ormai da 15 giorni commissari straordinari per l'edilizia scolastica, però di fatto non avevamo né strumenti e ad oggi continuiamo a non aver fondi. Oggi però abbiamo almeno le idee su come questo governo intende far ripartire i nostri ragazzi e soprattutto abbiamo una data di ripartenza delle scuole. Noi ci faremo trovare pronti sicuramente. La settimana prossima faremo una ricognizione dei plessi scolastici comunali per vedere quali sono le modifiche che dovremo attuare e poi sarà un'estate nell'eventualità di lavori, ma i tempi sono stretti perché abbiamo insomma poco più di 60 giorni nel periodo estivo, quindi è anche un periodo complicato. Di fatto la distanza di 1 metro riduce di molto il problema della mancanza di spazi sufficientemente ampi. Mi riservo ovviamente di fare una verifica nei plessi scolastici, credo però che troveremo delle soluzioni senza intervenire in modo troppo impegnativo nei plessi scolastici. Tra i paletti imposti dal Ministero il divieto di andare a scuola con sintomi sospetti, basteranno quelli di un banale raffreddore. È prevista questa linea di indirizzo che se qualcuno ha dei sintomi deve rimanere a casa. Credo che ci saranno parecchi assenti durante l'anno scolastico. Ed è uno dei dubbi che hanno sollevato anche alcuni dei cittadini che abbiamo chiesto, con cui abbiamo parlato oggi, un giro proprio a Treviso per capire, per chiedere come la pensano sulle linee guida.
Cosa ne pensi sulla riapertura, distanziamento, uso delle mascherine a lezione? Penso che non sarà facile ricominciare, però è necessario una riapertura perché è stato un disagio abbastanza importante. Penso che sia una buona soluzione, anche perché visto che hanno riaperto discoteche, musei, cinema, la scuola per me ha avuto anche abbastanza un ritardo per l'apertura. Diciamo che se è così accettabilissimo, assolutamente, anzi eravamo preoccupati che non ricominciassero invece. Io penso che questa non funziona, mascherine, distanze, anche bisogna sempre lavare mani a questi bambini. E i ragazzi si abituano, li rispetteranno, si abitueranno a rispettare certe regole e finché c'è questa cosa, però io credo che facciano bene. Prevenire è meglio che curare, no? Quindi è giusto così. Però il mio pensiero va alle scuole professionali dove ci sono dei laboratori, specialmente in quelli di cucina, dove è difficile mantenere una distanza di sicurezza perché ovviamente le varie attrezzature sono vicine l'uno all'altro. Chi ha sintomi da raffreddore a casa subito? Oddio, lì è un bel dilemma. Si può, quello sì, sono d'accordo. Mi sembra giusto che siano a casa, poi dovrebbero essere sempre a casa quando sono malati, ecco, quindi va bene così. Se danno anche delle alternative per eventualmente tenere i bambini a casa, anche volentieri, cioè non è quello il problema. Legate alla questione scuola a doppio filo anche il nodo dei trasporti, con l'ordinanza regionale attiva dalla mezzanotte che consente il massimo della capienza dei mezzi e che ha ridato fiducia nel settore che sta ripartendo con gli spostamenti verso il litorale. Sono fiducioso adesso, qualche settimana fa no. Adesso sono fiducioso. L'ordinanza regionale che autorizza la piena capienza di passeggeri sui mezzi pubblici previo l'utilizzo della mascherina ridà ossigeno a un settore per il quale il Covid è stato uno tsunami. Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, dice il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon. Mentre Emilia non parla di posti in piedi, il nostro governatore invece prevede il 100% anche per i posti in piedi e questo è fondamentale, soprattutto in un servizio urbano. È un provvedimento che noi aspettavamo, che ci risolve tantissimi problemi. Noi diciamo che da oggi l'abbiamo già applicato, perché abbiamo per esempio il servizio per Jesolo che sta dando dei risultati interessanti. Oggi abbiamo trasportato più di 600 persone a Jesolo. Diciamo sono dati che superano anche quelli dell'anno scorso. Sono oggi molto più contento rispetto a qualche giorno fa. MOM che si sta organizzando anche per il trasporto scolastico. Il 1° luglio Colladon si confronterà con i presidenti dei consigli d'istituto, vale a dire i rappresentanti dei genitori. E poi c'è da ridare fiducia in generale sull'uso di bus e corriere considerati durante la pandemia contesti a rischio. Stiamo sperimentando a bordo dei mezzi dei sistemi di sanificazione che non vengono fatti una volta al giorno, ma vengono fatti sistematicamente in esercizio, quindi in tempo reale. Il risultato lo stiamo testando con dei laboratori di nostra fiducia e i primi risultati sono favorevoli. Stiamo tentando di applicare i cosiddetti thermoscanner, cioè dei sistemi che permettono di verificare se la gente che entra ha le mascherine e tenteremo di verificare anche se la persona che sale ha la febbre o no. Senza mascherina il passeggero non sale sul bus, pena sanzioni da 400 a 3.000 euro. Assolutamente, non possiamo farlo salire, l'ordinanza è chiara, si va a bordo del mezzo e quindi senza limitazione, ma uno deve essere dotato di mascherina perché è un sistema di protezione e quindi giustamente il governatore ha previsto delle sanzioni importanti che vanno rispettate. A proposito di Zaia, lo accennava il presidente di MOM, oggi abbiamo mostrato durante la nostra edizione straordinaria del mattino la lunga intervista in esclusiva proprio con il governatore Zaia, proprio nel giorno in cui per la prima volta non c'era, dopo 4 mesi, il punto informativo delle 12:30 e Zaia ha tracciato proprio un bilancio di questi 4 mesi anche dal punto di vista di questi momenti particolari. Sentiamo. Si mette nei panni di un cittadino che non necessariamente deve essere anziano o bimbo, di un cittadino che si fa il lockdown, si fa la quarantena, resta chiuso in casa in un piccolo appartamento di 50 metri quadri, magari anche senza terrazza,
E questo si passa, e non può permettersi di uscire e prendersi una multa perché sballa tutto il bilancio familiare e si passa 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Ci vuole una voce, fra virgolette, familiare che ti dia delle indicazioni. Un filo diretto per oltre 4 mesi è un appuntamento diventato in un certo senso un nuovo modo di fare comunicazione. Primo giorno in cui manca lo scenario dell'unità di crisi di Marghera e fa un certo effetto non vedere la selva di microfoni e Zaia al tavolo. Momento costante dal 21 febbraio, i mesi dell'incubo coronavirus. Non trovavo corretto dare l'incarico, che so, al mio direttore della sanità piuttosto che a qualche altro dirigente di parlare ai Veneti. I Veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. Non solo Zaia, da quel tavolo sono passati medici ed esperti, testimoni di una situazione che si stava evolvendo e della quale non si conosceva l'epilogo. Troppi giorni per chi, avversari politici in primis, ha attaccato Zaia accusandolo di fare uno show. Ma Zaia fa politica, ma Zaia condizione i Veneti. Partiamo dal presupposto che io non sono colui che pensa che i Veneti siano degli idioti che possano essere teleguidabili da una conferenza stampa, quindi chi dice questo pensa che i Veneti siano degli idioti. Innegabilmente la popolarità di Zaia, già altissima, è schizzata ancora più in alto uscendo dai confini regionali, tanto da impensierire anche Matteo Salvini, ma il governatore ribadisce è stata una necessità per mantenere alta l'attenzione. E bastava sollevare il piede dall'acceleratore, farsi vedere una volta alla settimana, far qualche telefonata e qui veniva giù il mondo. Soprattutto per non lasciare soli anziani e bambini, con una soddisfazione particolare. Il fatto che mi abbia chiamato una psichiatra dell'età evolutiva qualche giorno fa, quindi a fine emergenza, e mi ha detto: guardi, io posso certificare che lei è l'unico in Italia che si è occupato dei bambini, che si è occupato di parlare tutti i giorni ai bambini, che ha fatto vedere i disegni. Qualcuno banalmente va a Zaia, cioè rende ridicola l'istituzione, fa vedere i disegni. Guardate, io faccio vedere i disegni perché i bimbi vanno coinvolti. Ci ho fatto l'operazione dei pulcini per coinvolgere i bambini. Quei bambini stavano a casa tutto il giorno a vedere in TV camion che trasportavano morti, genitori che parlavano del pericolo e della paura di morire. Mesi di paura e di decisioni anche shock. Mettiamo in fila le cose. Il 21 febbraio le ho decise io queste robe. I 3.000 tamponi a vo, contro legge. Ho deciso da subito di chiudere l'ospedale di Schiavonia. Anche qui vorrei ricordare che è partito subito un comitato. Cioè, oggi con 2.000 morti, 6.500 guariti e 20.000 contagiati, mi chiedo che senso avesse avuto fare un comitato per riaprire Schiavonia perché Zaia l'aveva chiuso. In ogni caso nessun allentamento, ma una pausa. Il 29 e 30 giugno si torna a Marghera per nuove comunicazioni, poi appuntamento cadenzato settimanale. Il virus è debole, ma non è sconfitto. E fuori di Covid, il futuro, coronavirus permettendo, vede un percorso da riprendere, l'autonomia, affidata alla metafora tra genitore e figlio. E non è che il genitore pensa: perdo il mio potere perché non ordino più delle cose al figlio, ma dice: cavoli, mio figlio è diventato adulto e andrà a vivere da solo, si farà una famiglia, e quella è l'autonomia. E di autonomia si è parlato oggi anche a Mestre, quando è stata lanciata ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le regionali, con in testa il candidato governatore Cappelletti. Al via la corsa del pentastellato Enrico Cappelletti alle elezioni regionali. A sancire la sfida oggi a Mestre del Movimento 5 Stelle al governatore leghista della regione Luca Zaia è stato il ministro Federico D'Incà. Senatore della scorsa legislatura, ha esordito D'Incà presentando Cappelletti, persona di grandissima esperienza che ha portato avanti grandi battaglie per il movimento all'interno del territorio del Veneto. La gestione Lega è degli ultimi 20 anni, anche per dire poco, sono 20 anni che Zaia sta in regione Veneto e i risultati li vediamo. Per carità, bisogna rivolgere il nastro a qualche mese prima dell'emergenza Covid. E allora ci renderemo conto che avevamo la zona inquinata, le falde acquifere, la zona di falde acquifere più grande d'Europa, grande come il lago di Garda. Il problema dell'inquinamento a FAS, bastava chiudere la linea di produzione di FAS, per tempo non è mai stato fatto. Vogliamo partire dagli errori che sono stati fatti fino adesso per non farli. E poi possiamo rilanciare un nuovo sviluppo della nostra regione che si basi su quello che è in questo momento che offre maggiormente le opportunità di sviluppo anche economico per le nostre piccole e medie imprese, che è la sostenibilità. Alleanze in Veneto non ce ne saranno, dicono i 5 Stelle, e si corre con la consapevolezza di una sfida complessa. Siamo consapevoli che non sarà facile, noi naturalmente faremo del meglio che possiamo fare, soprattutto per far capire che una regione diversa è possibile. Prendete ad esempio come sono state gestite le infrastrutture nella nostra regione, faccio un esempio per tutti, Pedemontana Veneta. Ora nessuno discute sull'utilità di quest'opera, ma perché un'opera che sarebbe potuta costare poco più di 2 miliardi facendo una normalissima gara d'appalto, i cittadini del Veneto, gli automobilisti del Veneto dovranno pagarla 6 volte di più. Tra i punti di programma l'autonomia.
Se non ci fosse stato il Covid, la legge quadro sarebbe già arrivata in Parlamento. Ne stavamo discutendo nel mese di gennaio e di febbraio, eravamo già ad un passo molto avanzato, stava per uscire in Consiglio dei Ministri, ma poi il 21 febbraio è arrivato il Covid. Spegniamo il Covid e l'emergenza dal punto di vista sanitario e torniamo alle grandi tematiche di questo Paese, tra cui l'autonomia che tanto è sentita all'interno del Veneto e che io stesso ho votato. Siamo convinti che sia una riforma utile e anche necessaria in Veneto, questo anche alla luce del referendum che si è tenuto, che ha avuto il Movimento 5 Stelle tra i suoi sostenitori e quindi siamo convinti dell'utilità di questa riforma. Torniamo alla cronaca con il dolore a Sarmede per la morte di Alberto Peruc, il 47enne spirato dopo 8 giorni di ospedale dopo l'incidente stradale avvenuto giovedì della scorsa settimana a Cappella Maggiore. L'uomo era in sella alla sua moto quando aveva perso il controllo del mezzo uscendo di strada. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da essere trasportato con urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso con l'elisoccorso, dove poi è morto. Artigiano elettricista nel settore della domotica, il 47enne aveva aperto un'attività a Nuova Gorizia. E adesso torniamo a Treviso, a Santabona, un raid di ladri vandali all'oratorio. Oratorio di Santabona, nella notte tra giovedì e venerdì l'incursione di una banda di ladri ha lasciato dietro di sé danni e tanta amarezza. Cercavano soldi e per arrivare ad arraffare pochi spiccioli hanno forzato con una leva, un piede di porco, gli infissi. Il presidente dell'associazione Noi, Renato Visentin, ci mostra i segni ancora ben visibili di quello che definisce un macello. E l'hanno proprio sventata per metà. Questa è già stata rotta ancora tempo fa, ma non si sente, ma quella proprio l'hanno tagliata per metà, l'ho tagliata aperta, come fosse un mercato di caramelle, una roba micidiale, impressionante. Poi hanno usato tanta cattiveria, hanno dato una forte porta e l'hanno aperta, sono entrati e naturalmente hanno distrutto la vetrinetta dove ci sono le caramelle, il chewing gum, quello che serviva, quello che potevano esserci, di qua non sono più usciti. Questa infileata era chiusa, dove non potevano entrare, sono entrati da quella porta là e hanno usato una bombola da gas per sfondare il vetro per entrare, per rubare 4 euro sulla cassa. Cioè, una cosa pazzesca, 4 euro dunque il bottino, mentre i danni ammontano ad almeno 2.500. Non contenti, i ladri sono andati a rubare anche alla vicina polisportiva, portando via un paio di quintali di rame e ferro. Ho creato un foro, l'ho tagliato da rete, sono passati e sono entrati in polisportiva, hanno aperto delle porte anche lì in ferro, sono scassinate, non trovando niente, si sono abbattuti su quello che avevano, hanno fatto questi piccoli disastri che li metteremo in ordine un'altra volta ancora, come al solito. Perché i volontari sono abituati a rimboccarsi le maniche. Bisogna comunque continuare, non sono queste cose che ci possono fermare. Qui sono al lavoro per allestire il capannone, anche se la sagra non ci sarà. I nostri figli avranno almeno uno spazio per riunirsi, dice Visentin, lui che ha perso la figlia Laura di appena 20 anni per una crisi epilettica solo 2 settimane fa ed è qui a spendersi per gli altri. E lutto nel mondo imprenditoriale trevigiano per la morte a soli 54 anni di Adriano Lot di San Fior, socio titolare della DMB di Vittorio Veneto, fondata nel 1983. Era ricoverato da poco più di un mese in ospedale proprio a Vittorio. Faceva parte del Consiglio Generale di Assindustria Treviso, presieduto da Maria Cristina Piovesana, che lo ricorda così: un imprenditore capace, un uomo generoso, del grande cuore che abbiamo conosciuto e apprezzato. Queste le parole di Maria Cristina Piovesana per Adriano Lot, morto a soli 54 anni. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta, ripartiamo da Ponte di Piave, dove si è conclusa stamattina la 2 giorni dedicata agli studenti appunto delle scuole, cerimonia che si è svolta nel parco dello scolasticato dei Padri Giuseppini, che ha permesso, come vedete, ai partecipanti di andare alla scoperta di un giardino segreto, un polmone verde nel cuore del paese. Dopo il lungo periodo di lockdown, ha detto il sindaco Paolo Aroma, non potevo non proporre ai ragazzi e alle loro famiglie un momento di ritrovo per salutarsi al termine di questo anno scolastico, e al termine poi della cerimonia la cerimonia si è conclusa con il lancio, eccolo qua, lo vedete, del tocco da parte dei ragazzi
della terza media, come i laureati quando appunto si laureano in piazza San Marco con Ca' Foscari, quindi questo momento particolare per gli studenti di Ponte di Piave. Adesso la pagina delle notizie dal Bellunese. Per tornare a parlare di emergenza Covid, che non è finita, anche se i casi in Veneto, come sappiamo ormai da tempo, sono in diminuzione molto stabili, praticamente azzerata la curva dei nuovi contagi, ma un caso positivo nel bollettino odierno è stato registrato nel Bellunese su un dipendente dell'Eurobrico di Feltre che è stato chiuso. La conferma è arrivata stamane in diretta dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. È chiuso da ieri sera per Covid l'Eurobrico di Via della Zuecca a Feltre. Il caso è stato confermato dall'esito positivo del tampone cui è stato sottoposto un addetto del negozio, che ha fatto scattare immediatamente l'indagine epidemiologica disposta dal Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti. A dare la notizia ad Antena 3 l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin durante un collegamento in diretta. Abbiamo avuto dei focolai, ma focolai circoscritti, ricordiamolo, abbiamo avuto quello della Serena, della caserma Serena a Treviso, abbiamo avuto quello della Badante a Padova, oggi ne abbiamo uno a Belluno che è un addetto del centro commerciale Eurobrico e infatti è stato chiuso il centro commerciale di Feltre Eurobrico proprio per fare un'indagine epidemiologica, perché c'erano 2 addetti appunto che erano risultati positivi. Sorpresa tra i clienti che stamattina si sono trovati di fronte a un cartello che indica la chiusura del negozio per ragioni non specificate. Tutti i contatti stretti dell'addetto risultato positivo al Covid-19 sarebbero già stati individuati e sottoposti a quarantena fiduciaria. Il Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti ha informato dell'accaduto il sindaco di Feltre Paolo Perenzin e ha invitato in via precauzionale la direzione di Eurobrico a chiudere il punto vendita sino a quando non sarà completata l'indagine epidemiologica. Abbiamo casi in diminuzione o molto stabili, ma l'attenzione resta alta, ha detto l'assessore Lanzarin. La situazione oggi è molto circoscritta e questo sistema ci permette anche in qualsiasi momento ho fatto l'esempio di Feltre, quindi non a caso, di chiudere e quindi riuscire a fare l'indagine epidemiologica e quindi effettivamente isolare e quindi far sì che il virus non si propaghi. Il nuovo caso di positività per coronavirus riscontrato sull'addetto dell'Eurobrico di Feltre è l'unico di oggi in un Veneto che già sta programmando la propria attività di prevenzione per il prossimo autunno. Per settembre valuteremo sicuramente con l'avvio dell'anno scolastico, con la ripresa comunque ordinaria di tutte le attività, anche delle misure a campione sperimentali di questo tipo probabilmente. E c'è un aggiornamento su questa vicenda perché sono complessivamente 5 i casi di positività riscontrati a seguito del contact tracing avviato dall'ULSS per il focolaio di Covid a Feltre. Lo ha reso noto poco fa l'azienda sanitaria, che parla di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica, spiega Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti. Nessuno dei casi indicati presenta sintomatologia grave, per essi è stato disposto l'isolamento domiciliare, per tutti gli altri contatti è stata attivata la quarantena, quindi salgono a 5 i casi di questa positività a Feltre, un piccolo focolaio epidemico, dice l'ULSS. Altre 2 notizie di cronaca che riguardano 2 incidenti, uno avvenuto in comune di Barcis a Pordenone, perché è morto poco dopo il ricovero in ospedale a Udine il motociclista rimasto coinvolto in un'uscita di strada nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 251 della Valcellina, ed è un 29enne di origini marocchine che da molti anni risiedeva a Ponte nelle Alpi. La motocicletta su cui viaggiava è stata posta sotto sequestro dai carabinieri di Cimolais. Al momento si esclude responsabilità di terzi, ma la ricostruzione della dinamica è ancora in corso. Secondo le testimonianze di alcuni amici che si trovavano a poca distanza dalla vittima, l'uomo avrebbe perso il controllo del proprio veicolo autonomamente. Quindi questo 29enne che risiedeva a Ponte nelle Alpi purtroppo è morto nel pomeriggio. Ed è in gravi condizioni invece un 46enne di Padova che ha perso il controllo della sua bicicletta mentre stamattina scendeva dal Monte Grappa verso Caupo sulla strada Cadorna. L'uomo è andato dritto a un tornante finendo 20 metri oltre su un prato, sbattendo la testa. L'equipaggio dell'elicottero del SUEM ha soccorso e recuperato l'uomo, che è trasportato dall'ospedale di Treviso in stato di incoscienza per un probabile grave trauma cranico.
e questo è avvenuto appunto stamane. Torniamo a parlare adesso di Nevegal, con le prime prove di dialogo fra gli operatori del Nevegal e il consorzio Dolomiti Prealpi, chiamato a gestire la partita della informazione e della promozione turistica del capoluogo e del Colle. C'era anche l'assessore al turismo Yuki De Miglia all'incontro che il consorzio Dolomiti Prealpi ha organizzato stamattina con gli operatori del Nevegal. Sono iniziate le prime prove di dialogo dopo le polemiche di quest'ultima settimana e dopo l'incontro infuocato di ieri in municipio, durante il quale sono volate parole grosse contro l'immobilismo del comune. Lo scopo di questo incontro è di portare un po' di serenità qui in Nevegal, dire che noi siamo qui per lavorare tutti assieme, noi siamo pronti, abbiamo delle persone preparate. Siamo convinti che il territorio deve essere organizzato. Noi vorremmo piccole cose, ordine, decoro, pulizia, i sentieri percorribili, ma piccole cose. Qui si parla di progetti enormi che però saranno a lunga scadenza, per cui è difficile da realizzare. Bisogna pensare all'immediato e mi sa che nessuno pensa all'immediato. Insomma, la denuncia è: manca il senso dell'accoglienza e soprattutto manca la programmazione. Stamani alla richiesta di una data certa sull'apertura della seggiovia è seguita la risposta interlocutoria dell'assessore: spero sia presto, che certo non ha rasserenato gli animi. Se noi non presentiamo il nostro biglietto da visita al nostro cliente, il nostro cliente può solo ammirare quello che gli dà la natura e niente di più. Dal canto suo il consorzio Dolomiti Prealpi dichiara di voler mettercela tutta, ma a fine giugno la sua mission di informazione e promozione è ancora carente dei dati che il turista richiede, e cioè quanto costa dormire e mangiare nelle strutture del Nevegal. Insomma, se si vuole fare polemica si può sempre fare polemica su tutto, ma noi siamo qua, stiamo lavorando per la promozione turistica sia del centro che del Nevegale che di tutto il resto del territorio. Oggi c'è un primo incontro con gli operatori, verrà replicato anche lunedì. Se non si danno una mossa, qua torna tutto come agli anni della glaciazione. Il turismo è strettamente collegato anche ovviamente ai flussi dei stradali, insomma dei veicoli, e quindi la sicurezza e la gestione di questi flussi. È stato definito in prefettura il piano per la sicurezza stradale per la stagione estiva. Per la prevenzione degli incidenti sarà la questura a coordinare nei prossimi mesi un tavolo tecnico per la organizzazione dei servizi di polizia stradale mirati al contrasto dei comportamenti scorretti alla guida. La gestione della viabilità sarà in capo alla polizia stradale, che procederà a individuare le giornate e le direttrici viarie in cui è previsto un più elevato flusso veicolare. Per ridurre i disagi saranno avviate specifiche campagne informative con tutti i consigli utili da seguire, compresa la indicazione di eventuali itinerari alternative per evitare ovviamente le code chilometriche. Particolari accorgimenti saranno assunti lungo i numerosi tratti della rete viaria provinciale sottoposti a lavori di ammodernamento. I cantieri, ove possibile, saranno sospesi nei weekend da ANAS e Veneto Strade per favorire la fluidità del traffico. In tutti quei casi in cui non è ipotizzabile la rimozione del cantiere durante il fine settimana, specie lungo la 51 Alemagna, saranno impiegati movieri. Siamo in chiusura, vi ricordo il cartello, i riferimenti per inviare i vostri video per i bimbi in TV, il racconto di questi giorni ma anche dell'estate visto dai piccoli telespettatori. 351 175 5340. Continuate a mandarci i vostri video e noi li manderemo in onda come sempre ogni sera. E adesso il meteo e poi torna l'edizione straordinaria con Daniela Sizia. Torneremo a parlare di scuola ma anche di economia. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Benvenuti al meteo. Sul nostro territorio sarà una domenica soleggiata e anche piuttosto calda. Il dettaglio dunque del 28 giugno. Sul Veneto avremo una bellissima giornata di sole, cielo sereno o al massimo velato. Nelle ore centrali sarà possibile qualche annuvolamento sui settori alpini e prealpini associato a locali temporali di calore. Le temperature saliranno ancora fino a portarsi abbondantemente sopra le medie stagionali, minime tra i 18 e i 21 gradi, massime invece tra i 28 e i 34 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo anche qui, cielo poco nuvoloso, solo con qualche rovescio nelle ore pomeridiane sui rilievi.
Temperature minime fino a 22 gradi, massime sui 30-31 gradi. Non cambia di molto infine la situazione anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento su tutti i settori, appunto sarà una bella giornata al mattino, non si escludono poi delle precipitazioni a carattere sparso. Temperature minime sui 18 gradi, massime invece fino a 32 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.